Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry Primal. Come potete vedere ci troviamo nuovamente immersi in questa bella e favolosa natura preistorica. Cercheremo quest'oggi non di effettuare una vera e propria missione, come dire, in single player della nostra campagna, ma piuttosto cercherò di fare, diciamo, un annuncio per quanto riguarda una questione che riguarda i videogiochi. Allora, attenzione, vediamo intanto a questo che abbiamo davanti. Attenzione, perfetto, eliminiamolo. Guardando il video di Formula 1 2015 che ho effettuato ieri, se non sbaglio, ho visto magari che molti di voi preferiscono non solo Formula 1 sul canale, ma magari anche qualche altro tipo di gioco, perché magari effettuare un solo genere può essere ripetitivo, perché molte persone magari gradiscono altre tipologie di giochi, come per esempio i simulativi o i gestionali, qualcosa del genere. Qua c'è il serpente, wow, è un serpente questo? No, meno male, niente. Perfetto, avevo visto una cosa rossa. Quindi diciamo, sì, c'è un serpente. Io me ne vado di qua, dov'è? Attenzione. Perfetto. Diciamo, quindi volevo più che altro sfruttare questo gameplay di Far Cry Primal un po' come facevo sui vecchi video di Euro Truck Simulator, come sondaggio, come base per il sondaggio che sicuramente posterò in alto a destra in questo video. All'interno della sezione potrete votare 3 giochi che ho in mente e che sicuramente anche molti di voi hanno in mente. Allora, ho visto che molti di voi vorrebbero rivedere magari una nuova serie su SimCity, proprio per il fatto dell'interattività con i player, quindi di poter giocare insieme. Attenzione, vediamo di far fuori quest'altro. Ok, così non ci creano problemi. Quindi potrebbe essere interessante un'altra serie su SimCity, tutti insieme, magari una bella mappa di 12-16 giocatori. Sì, è un'idea che appunto mi avete fatto tornare in mente. Un'altra serie potrebbe essere Tropico 5, quella esclusivamente in single player. Per quanto riguarda, sì, perfetto, vediamo di raccogliere intanto questo. E inoltre stavo pensando anche a The Sims 4. Ho visto tutti questi commenti: perché non fai di nuovo Tropico 5? Perché non fai SimCity, giochiamo tutti insieme? Altri ancora: perché non crei una nuova avventura su The Sims 4, visto che hai anche l'espansione? Sì, appunto, adesso vediamo un po' che cosa fare. Certo, Formula 1, esclusivamente Formula 1, diciamo, è troppo ripetitivo e ovviamente arriva un unico video a settimana. Sì, perché ovviamente per effettuare una gara come si deve ci vuole un po' di tempo. Vediamo un po', eliminiamoli, perfetto. Quindi ragazzi, questo era un video esclusivamente breve per vedere un pochettino se portare una nuova avventura sul canale, magari una nuova avventura simulativa gestionale. Quindi avevo in mente questi 3 giochi. Magari fatemi sapere tramite un commento. Ehi, guardate a questo, ma io non lo so. Fatemi sapere tramite, no, più che altro un commento, tramite la votazione che selezionerò e preparerò in alto a destra. Attenzione, guardate al maialino. Abbiamo perso una lancia. Vediamo se possiamo recuperarla. Mi sa che l'abbiamo perduta completamente. Comunque, questi sono i 3 giochi che avevo in mente. Per quanto riguarda altri giochi, non credo di averne visti in maniera particolare. Cioè, per adesso la mia attenzione è focalizzata su questi 3, anche se li ho fatti. Potrebbe essere, siccome è davvero tanto magari che non ci gioco, se saranno passati sì e no, sì, sarà passato più di un anno, magari una nuova serie su uno di questi 3 giochi potrebbe essere interessante. Quindi fatemi sapere la vostra opinione in alto a destra. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti.